Ciao, benvenuti a The Central Recording Studios a Susegana, io sono Andrea Saladanna. Io sono Riccardo Grando. Io sono Riccardo Dissegna. Avendo un passato da musicista, mi sono reso conto che nel Trevigiano non c'era un posto che offrisse a un artista tutto quello di cui aveva bisogno. Per questo, 2 anni fa, ho avuto l'idea di The Central, un luogo in cui l'artista potesse trovare tutto da 0 a 100, quindi dalle sala prove alla produzione, la registrazione, il mixing e la promozione finale. Il mio ruolo qua a The Central è quello di sound engineer, quindi faccio il fonico, registro e mixo gli artisti, e ovviamente prima della parte di registrazione c'è la parte di produzione e scrittura, e di questo si occupa Riccardo Dissegna. Il mio ruolo qui a The Central è quello di seguire l'artista dall'idea iniziale, dalla demo, per aiutarlo poi passo passo attraverso arrangiamento, produzione e tutti gli step necessari a sviluppare il proprio sound e la propria identità sonora. Il lavoro però non finisce con la canzone registrata e mixata, infatti una delle idee fondamentali di The Central è quella di seguire l'artista fino alla fine del progetto e quindi aiutarlo a raggiungere più persone possibili con la propria canzone e la propria musica. Questo vuol dire seguire l'artista anche per quanto riguarda il video del pezzo, quindi con il servizio di videomaking, aiutarlo a creare un'immagine più presente sui social media e seguire il discorso di promozione della canzone stessa su Spotify e tutti gli store digitali. Dato il momento particolare in cui abbiamo aperto lo studio, abbiamo da subito pensato di proporre una versione alternativa al live e quindi magari anche a qualche evento che volevamo già organizzare a nome di The Central, e quindi abbiamo organizzato degli eventi, concerti live in streaming da qui, proprio da questa sala in cui ci troviamo, e siamo molto contenti perché gli artisti che sono venuti si sono trovati benissimo, abbiamo avuto anche un buon riscontro dal pubblico e dalle persone, e quindi considerando proprio questo momento pensiamo di portarlo avanti e di svilupparlo sempre di più. Ciò non toglie comunque che da parte nostra ci sia la volontà di realizzare degli eventi live qui nel territorio, in modo da poter dar voce e visibilità non solo agli artisti che passano qui per The Central, ma a qualsiasi artista della zona che abbia qualcosa da dire. Noi siamo The Central, potete trovarci sui canali social, Instagram e Facebook e su thecentral.it. Venite a trovarci, siamo qua in studio.